Oggi la firma del patto territoriale con le 18 UTI in che cosa consiste? È la parte più innovativa della riforma degli enti locali. Non mettono insieme i sindaci soltanto funzioni, servizi e competenze, ma rilanciano il loro territorio attraverso l'intesa per lo sviluppo. Lo fanno tutti insieme, individuano alcuni temi che sono specifici del loro territorio e su quelli facciamo un investimento insieme per 3 anni. Quindi non soltanto tante risorse, ma ben spese. Investimento anche economico? Qualche decina di milioni di euro che si spalma in 3 anni e che consente ad esempio per chi ha scelto di investire sull'ambiente, la sostenibilità, le ciclovie piuttosto che interventi di natura ambientali, per chi ha puntato sulle manifattura, per chi sul commercio e per chi ovviamente anche sulla mobilità, soltanto per citare alcuni dei titoli più importanti. Però la cosa che conta è che non solo sono tante risorse, ma che davvero vengono spese per ciò che serve. La riforma degli enti locali si sa bene che è criticata anche da parte della maggioranza, da MDP in primis, e proprio ieri hanno chiesto che venga fatta una correzione di rotta su questo per arrivare a una campagna elettorale uniti. Cosa risponde? Tutti i sindaci, anche quelli che sono contrari alla riforma, dicono che bisogna mettersi insieme perché con il calo di risorse e con i nuovi bisogni insieme si riesce a sopperire a tutte le carenze degli enti locali che hanno in questo momento, soprattutto gli enti più piccoli. Possiamo avere delle idee e delle modalità diverse, però noi abbiamo avuto il coraggio delle riforme, pronti ad adattare tutte le riforme, ma sicuramente non cambieremo i principi fondanti, anche perché quelli sono condivisi da tutti. Penso che sia la prima volta che c'è una effettiva condivisione a questi livelli, no? Tutti parlano in Europa, nel mondo, dell'integrazione multilivello, no? La multi-level governance. Io ho siglato in Europa patti sul governo multilivello, però raramente questo si è concretato in qualche cosa di specifico. E questa è la prima volta, quindi io credo che non solo siamo innovativi a livello di regione, ma anche proprio siamo un esempio a livello, io direi, europeo e mondiale di che cosa vuol dire operare con i diversi livelli per poter raggiungere degli obiettivi che nel caso mio, poi adesso la frase storica era molto, diciamo, di quello che noi facciamo è sull'ambiente, sulla mobilità sostenibile e anche sui giovani. E dunque sono tutti temi che non avremmo potuto toccare in modo integrato e che grazie a questo documento ci riusciamo. Però l'aspetto appunto di poter per la prima volta, quindi anche io ho bisogno di una foto. È vero che in Europa